Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con la nostra puntata settimanale di Ponte Radio. Ciao Manola, ben ritrovata. Ciao Roberto, ben trovati a tutti. Allora, puntata che si prospetta molto ricca, Certo. questa che stiamo per iniziare, e abbiamo ben 3 ospiti. Sì, abbiamo ben 3 ospiti E oggi. parliamo poi di una tematica molto importante che ci riguarda tutti, quindi invitiamo i nostri radioascoltatori a rimanere sintonizzati, perché parliamo proprio dell'associazione Plastic Free ODV Onlus, Esatto. quindi che si occupa proprio, come avrete già capito, della plastica che invade il nostro pianeta. Esatto. E l'abbiamo sentito più volte questo tema e ce ne rendiamo conto ogni giorno con i nostri occhi, solo passando per le strade. Esatto. Abbiamo anche qualche dato? Abbiamo qualche dato, sì. Iniziamo con qualche dato così vi facciamo un po' capire qual è la situazione. Esatto. Il primo dato è questo: la produzione mondiale di plastica è passata da 2,3 milioni di tonnellate del 1950 ai 448 milioni del 2015. Esatto, poi 5.000 miliardi di pezzi di plastica galleggiano negli oceani. Esatto. Il 73% dei rifiuti presenti sulle spiagge è plastica. Nel mondo si stima venga venduto 1 milione di bottiglie di plastica al minuto. Più del 40% dei prodotti di plastica viene utilizzato una sola volta. E poi pensate, le stime sul tempo di degradazione della plastica vanno da 450 anni all'infinito. Ed infine il 12% dei rifiuti di plastica viene incenerito, il 9% viene riciclato e purtroppo il 79% viene gettato nelle discariche e o nell'ambiente. Questi Oggi sono abbiamo dati che fanno già riflettere Esatto. solo leggendoli, a rabbrividire più che a riflettere, ma su questo, per affrontare questo problema, per fortuna abbiamo delle persone in gamba che sono partite con questa associazione. Sì, io li definirei dei supereroi perché si dedicano ad un argomento che è l'ambiente, che alle volte non ci rendiamo conto di quanto c'è vicino. E abbiamo, come dicevamo prima, 3 referenti, 3 ospiti, sono 3 referenti della zona del Polesine, e in realtà abbiamo al telefono Riccardo Mancin, che è referente per la regione Veneto di Plastic Free Onlus, nonché referente per il Basso Polesine sempre di Plastic Free Onlus. Benvenuto Riccardo. Grazie, ciao Manola, ciao Roberto, grazie a tutti, grazie Ciao. anche per la definizione di supereroe. È vero, siete dei supereroi, però Ciao, Riccardo. abbiamo anche al telefono. Abbiamo già in linea con noi Paolo Monesi, referente dell'Alto Polesine Plastic Free Onlus e anche referente nazionale di Plastic Free Walk, e dopo scopriremo il significato di questi termini. Di che cosa si tratta? Benvenuto Paolo. Benvenuto. Buonasera Manola, buonasera Roberto e buonasera a tutti. Grazie. Ciao ragazzi, allora iniziamo subito con Riccardo, che è referente per il Veneto di Plastic Free Onlus, che ci spiega che cos'è Plastic Free Onlus e quali sono i loro progetti e come si stanno sviluppando, e inoltre come ha conosciuto questa realtà. Allora Manola, Plastic Free Onlus è un'associazione che nasce nel 2019, quindi molto recente, e nasce per merito di un imprenditore molisano, Luca De Gaetano, il quale, stanco anche lui di vedere tutta questa plastica, tutta questa situazione di degrado ambientale, ha deciso di creare questa realtà, dapprima attiva solo sui social, su tutti i principali canali, e successivamente poi ha deciso anche di approfondire la cosa, cercando di creare una struttura ramificata a livello nazionale, quindi con dei referenti che portino avanti il progetto, che è quello di sensibilizzazione sulla tematica legata alla plastica, soprattutto quella usa e getta, che è quella che purtroppo viene più dispersa in natura ed è quella più recuperata quando facciamo le nostre attività di pulizia. E io mi sono avvicinato quasi casualmente, perché io faccio queste attività di recupero rifiuti da anni, da diversi anni sul mio territorio qua nel Delta, nel Basso Polesine, e fai conto che così
mi ero appena staccato da un'associazione e stavo così guardando sui social le realtà che mi interessavano appunto riguardo queste tematiche. Ho incrociato Plastic Free, ho detto perché no, perché non provare ad approfondire il tutto, a fare due chiacchiere con questa persona. Ho fatto una telefonata a Luca, ci siamo trovati subito in sintonia, è partito questo progetto di espansione di Plastic Free qua nel Basso Polesine, e poi da lì sono diventato referente regionale, quasi così, una sorta di, come ha detto Luca un giorno, una sorta di meritocrazia per tutto l'impegno che sto mettendo in questa realtà. Ci spieghi i progetti di questa Onlus, come si sta evolvendo, insomma, nei vari progetti che avete? Sì, guarda, i progetti essenzialmente attualmente sono 3. Abbiamo il progetto Raccolte, che è il progetto su cui puntiamo molto perché è quello che ci fa conoscere sui territori e a livello locale, quindi noi ci stiamo anche ramificando proprio perché vogliamo essere capillari, quindi raggiungere dalla grande città al piccolo comune, in tutta Italia, da Belluno veramente alla Sicilia. E il progetto di raccolta è quello legato appunto alle pulizie ambientali, quindi noi ci proponiamo alle amministrazioni, cercando di coinvolgerle, di stringere questo patto di collaborazione attiva per poter avere il supporto dell'amministrazione comunale nelle nostre attività. E da quest'anno abbiamo il progetto Scuole, che è il progetto che ci vede impegnati nella educazione ambientale. Sappiamo che ormai l'educazione civica è materia scolastica, quindi noi cerchiamo di entrare per dare il nostro contributo, per dare un apporto quasi, diciamo così, più concreto, perché noi viviamo la realtà proprio in prima persona, quindi vogliamo portare la nostra esperienza anche ai ragazzi, e abbiamo contenuti per le scuole primarie, per le scuole superiori, quindi cerchiamo di raggiungere anche fasce di età diverse. E poi abbiamo il progetto Tartarughe. Noi abbiamo questa partnership, questa collaborazione con un centro di recupero tartarughe marine in Salento, quindi è possibile fare delle donazioni, è possibile adottare con un certificato digitale virtuale queste creature che purtroppo sono le più bersagliate dal problema plastica e rappresentano anche il nostro simbolo, perché quindi, nel nostro logo c'è proprio la tartaruga, quindi ci teniamo particolarmente. Mi dicevi ovviamente che tu sei nato, cioè la tua passione per l'ambiente è sempre stata una cosa del tuo carattere, perché già prima di far parte di Plastic Free facevi parte di altre associazioni e comunque era normale per te andare a passeggiare sul tuo delta e fare un po' di pulizia, e quindi poi sei diventato referente del Basso Polesine, e poi giustamente, come tu ci facevi notare prima, per tutto il tuo impegno sei diventato da neanche un anno sei referente per il Veneto. Allora mi domando, perché è bello anche raccontarlo ai nostri radioascoltatori, quanto tempo dedichi a questa cosa e com'è essere passati da un referente di territorio ad un referente regionale? È chiaro che l'impegno è naturalmente contestuale, quindi se si è referenti comunali basta dedicare qualche ora alla settimana, non è necessario mettere un impegno così gravoso, anche perché l'importante è riuscire a trovare la collaborazione delle amministrazioni, poi il grosso è fatto nell'organizzare qualche attività di pulizia ambientale, non serve chissà che cosa. Da referente regionale invece cambia totalmente, perché ovviamente ho attualmente 60 referenti. Siamo cresciuti tantissimo dall'anno scorso, c'è stato veramente un boom, poi nell'ultimo mese, un mese e mezzo, 2, c'è stata veramente una crescita esponenziale sia in termini di referenti ma anche in termini di volontari, di associati, quindi di persone che si sono avvicinate a noi. E ovviamente tutte le persone vanno formate, quelli che entrano, i referenti vanno un attimo guidati, vanno seguiti in questo loro percorso, e quindi le ore cominciano a essere tante per un referente regionale, però sono sforzi che danno una grande gratificazione, perché è molto pagante. Io l'anno scorso ho cominciato questa avventura con molti dubbi, veramente ero un po' perplesso, dicevo ce la farò,
non lo so, vedremo, insomma era un po', poi col Covid insomma tutto è diventato anche un po' più difficile, certo. Ma adesso insomma sono molto orgoglioso perché vedo che la regione sta crescendo, vedo che anche la mia provincia sta crescendo e questo mi fa molto molto piacere perché mi alimenta l'entusiasmo e la voglia di andare avanti. E ce n'è tanto di entusiasmo perché comunque seguendovi sui social, poi daremo ovviamente se volete tutti i contatti per seguirvi, c'è veramente molto entusiasmo e la gente partecipa e raccogliete tantissima plastica, tantissimi rifiuti. E infatti... Sì, abbiamo... Scusa. No, prego, dimmi. No, dicevo sì, abbiamo fatto una valanga di eventi l'anno scorso nonostante il Covid ci abbia un po' tarpato le ali, ma siamo riusciti lo stesso a fare tantissimi appuntamenti e abbiamo raccolto oltre 200.000 kg di soprattutto plastica, perché alla fine raccogliamo un po' di tutto, è chiaro, non ci concentriamo solo sulla plastica, ma il 90% è un rifiuto di origine plastica, quindi siamo incisivi, concreti e ci piace anche esporre questo concetto, perché a differenza di tante altre realtà che magari si dedicano simbolicamente una volta all'anno a questo genere di attività, noi siamo molto più, diciamo così, sul pezzo, quindi ci piace incidere, ci piace essere la realtà che si fa sentire sul territorio, e questo poi viene anche sentito dalla parte del volontario, perché si avvicinano proprio con la consapevolezza che noi non siamo quelli che vanno a pulire quella volta ogni tanto, ma che invece vogliono veramente fare la differenza. Quindi questo carica anche i volontari stessi, che partecipano con tanto entusiasmo, tanta voglia di collaborare. E infatti diamo subito un evento, così i nostri radioascoltatori sanno che Plastic Free Aulus è già sul pezzo, come dicevamo prima. Infatti il 21 di febbraio organizzi un evento proprio a Porto Tolle, nella Sacca degli Scardovari. Ci racconti un po' come sarà e come sarà, anche ad esempio come si fa a partecipare, perché anche voi avete una modalità di partecipazione. Certo, infatti la nostra partecipazione prevede la compilazione di un modulo online, quindi è anche semplice, insomma ormai siamo tutti un po' smart, quindi è facile accedere anche al sito. Ci sono i nostri canali social, Plastic Free Veneto, Plastic Free Rovigo, e pubblichiamo le locandine con il link di iscrizione, ma basta andare sul sito plasticfreeaulus.it, la sezione eventi suddivise per provincia, quindi lì c'è già il tastino partecipa e si inseriscono due dati. Questo serve a noi, insomma, per avere una tracciabilità, in questo caso anche per il discorso Covid, che è molto importante. Certo. E è un evento questo che è la seconda tappa di un percorso che si chiama Sacca Pulita, che io ho ideato perché insomma con l'amministrazione di Prototolle già da un po' c'è questa collaborazione intensa, perché loro ci tengono molto, è un territorio, quello del Delta, particolare, fragile, ma anche insomma splendido. Con il sindaco Roberto Pizzoli va esaltato. Avete il sindaco esaltato, quindi. C'è Roberto che dice che il sindaco è Roberto Pizzoli. Roberto Pizzoli, esatto, proprio lui insomma, da quando io mi sono avvicinato a loro e ho spiegato ancora un paio d'anni fa quello che volevo fare, e cioè portare il Delta ad essere un territorio diciamo così più pulito, allora insomma ho visto subito una predisposizione da parte dell'amministrazione a questo genere di attività, e devo essere sincero, sono felice perché mi hanno sempre aiutato, mi hanno sempre supportato. L'anno scorso con molte difficoltà sono riuscito a fare quasi una decina di eventi lo stesso, quindi veramente nonostante il Covid, bravi. Esatto, oggi mi chiedo come sono riuscito a farlo. Dicevo, è stato un tour de force, perché abbiamo dovuto concentrare più eventi nello stesso, magari anche in pochi mesi, certo. Però ce l'abbiamo fatta quest'anno. Ecco, il primo ufficiale di Plastic Free in Veneto e anche nella provincia di Rovigo sarà quello di domenica sulla Sacca, che è bellissima, ma nello stesso tempo martoriata da eventi annualmente ormai regolari, pesanti dal punto di vista climatico, certo. E questo comporta poi un riversamento sulle sponde di tutta questa plastica che è veramente un disastro, quindi cerchiamo di dare un segnale, se non altro. Sì, certo, allora quindi diamo l'appuntamento a domenica 21 febbraio alle ore, Riccardo? 13:30 il ritrovo presso il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, che è praticamente a Scardovari, quindi
vicino proprio alla frazione di Portotolle, Scardovari, si prende per la Sacca e lì c'è il consorzio e ci saremo noi col banchetto, comunque ci troveranno facilmente perché abbiamo già praticamente quasi 50 iscritti, quindi ci sarà un po' di movimento allora, ok? Ci sarà un po' di movimento. Va bene, dai, allora diamo appuntamento a domenica e ti ringraziamo Riccardo perché nel frattempo adesso passo la parola a Roberto Giannese che è al telefono con Paolo Monesi e poi come vi dicevo c'è il terzo ospite che chiamiamo tra un po' e che sarà Diego Fenza che è referente per il Medio Polesine. Grazie Riccardo! Grazie Manola, grazie Roberto, ciao a tutti, buona grazie, serata. ciao Riccardo, grazie. Ciao. Allora Paolo, ricordiamo ancora referente per l'Alto Polesine di Plastic Free Onlus e referente nazionale di Plastic Free Walk. Allora, Paolo, tu sei appassionato di cammini, nel 2019 tra l'altro hai percorso il Cammino di Santiago e la tua entrata nel mondo plastic free è recente, cioè è proprio in pieno lockdown o post lockdown, insomma nel 2020. Come hai conosciuto la Onlus e in particolare se ci puoi anche raccontare del progetto Plastic Free Walk da te ideato? Sì Roberto, comincio con il dirti appunto che la prima persona che ho conosciuto all'interno di Plastic Free è stato proprio Riccardo Mancin, con il quale da subito c'è stata una grande sintonia, soprattutto nella passione che ci accomuna per questo impegno. È stato proprio a maggio del 2020 quando, per darti un'idea, in Italia eravamo 25-30 referenti al massimo e oggi, come diceva Riccardo, siamo un po' più di 50 solamente in Veneto e quasi una decina ormai in Polesine, quindi sicuramente nel frattempo c'è stata una notevole evoluzione. Ho conosciuto Plastic Free come tutti probabilmente all'inizio tramite i social, vedendo il tipo di sensibilizzazione che facevano e le attività che avevano intenzione di svolgere sul territorio. Mi sono proposto subito e sono cresciuto insieme a Riccardo sia nell'impegno che nelle responsabilità che poi col tempo ho deciso di prendere all'interno della struttura associativa. E nel frattempo, dopo qualche mese che mi occupavo appunto della sensibilizzazione, dell'organizzazione di eventi nell'Alto Polesine, io sono originario di Ficarolo, dove ho sempre trovato un'ottima collaborazione anche con l'amministrazione comunale e anche con gli altri paesi qui vicino della riviera Asca del Po. È arrivato poi, diciamo così, il periodo estivo, abbiamo avuto un po' più di libertà dalle restrizioni anti-Covid e ho proposto, proprio per questa passione che ho sempre avuto per il camminare, soprattutto i lunghi cammini, i trekking eccetera, ho proposto al presidente De Gaetano di fare un esperimento e mi sono avviato con pochissima organizzazione a percorrere la via degli Dei tra Bologna e Firenze, che è un percorso molto famoso in Italia e lo scorso anno molto frequentato proprio perché tanti camminatori non sono usciti dal paese per la loro passione di camminare, ma sono rimasti in Italia. 130 chilometri di pulizia fatta con il sacchetto in mano e la pinza, e con una formula che è piaciuta molto perché è stata quella del gruppo aperto, cioè chiunque semplicemente scrivendoci tramite i social poteva raggiungermi in qualsiasi momento del percorso, poteva stare con me 3 ore, 5 ore, una giornata oppure anche 2, ed è stato sempre un gruppo di almeno 4-5 persone che mi ha accompagnato fino a Firenze, il tutto in 5 giorni. Grandissimo Paolo! Fantastico, complimenti davvero Paolo. Grazie. Ecco, e poi c'è un altro termine inglese che sono termini nuovi, ma spero che potranno diventare nell'uso corrente di tutti e familiari proprio, in modo che sia un'attività fatta da tutti, che è il plugging. Sì, il plugging, a dispetto del nome che può suonare un po' difficile, è una parola effettivamente che è stata composta da un runner, cioè un corridore, un appassionato di corsa svedese che
correndo nei parchi intorno a casa sua notava sempre questi rifiuti buttati lungo la strada o lungo il sentiero. Un giorno ha deciso di correre e raccoglierli, e da lì è nata questa moda. Lui poi ha messo insieme la parola svedese plocka, che significa raccogliere, con la parola inglese che un po' conosciamo tutti, cioè jogging, ed è venuto fuori questo plogging. Da lì col tempo, tra l'altro non molto, perché diciamo che queste prime esperienze di plogging erano del 2016, velocemente si è sviluppata questa pratica che ormai chiamiamo una pratica sportiva o amatoriale, in cui si fa effettivamente l'attività sportiva preferita da ognuno, che può essere la corsa, il cammino, addirittura c'è chi lo fa in bicicletta, però sempre concentrati anche sulla raccolta dei rifiuti che ci sono sul percorso, e quindi anche al miglioramento dello stesso percorso che magari lo sportivo frequenta tutti i giorni. Quindi avere subito, immediatamente un impatto diretto sull'ambiente, e non solo un impatto, diciamo così, vero, come si dice per le vacanze in cammino, ma diventa effettivamente un impatto positivo, cioè dove passa il blogger, colui che fa blogging, l'ambiente è migliorato. Ed è una cosa che possiamo fare tutti, senza esatto. distinzioni. C'è una inversione di tendenza, no? E speriamo che sia sempre più diffusa, cioè che la gente sia sempre più sensibile e sensibilizzata a un cambiamento proprio di mentalità, un maggiore rispetto dell'ambiente, perché è una cosa che ci riguarda tutti. E alle volte basta veramente un piccolo gesto, semplicemente andare a passeggiare e raccogliere quello che si trova. Invece magari uno si fa scrupolo, no? E vede questi rifiuti gettati lì, magari un po' si lamenta e dice guarda che incivili, però magari lo lascia lì. E infatti Paolo mi raccontava al telefono che proprio così all'inizio era così, no? Ci si lamentava, e poi Paolo raccontava che in qualche maniera ha un po' educato, però ha insegnato che si può comunque essere amici dell'ambiente semplicemente andando a fare una passeggiata. Paolo, un'altra iniziativa molto bella da te ideata è Adotta un chilometro. Di cosa si tratta? Sì, effettivamente Roberto, Adotta un chilometro è una modalità di partecipazione che abbiamo inserito all'interno del progetto Plastic Free Walk, che dopo quel famoso evento, diciamo così, dimostrativo della Via degli Dei nell'agosto 2020 è stato preso dall'associazione Plastic Free ed è diventato un vero e proprio progetto speciale all'interno delle varie attività dell'associazione, con cui avremo poi nel 2021 tutta una programmazione di eventi e porteremo le persone a camminare nei più bei posti, nei più bei sentieri d'Italia. Però ecco, con il blogging in questo periodo del secondo lockdown, quando non potevamo più radunare le persone e fare degli eventi di gruppo, abbiamo spinto quindi le persone ad uscire di casa facendo quello che era permesso fare dalle limitazioni sanitarie, cioè farsi una passeggiata, farsi una corsa, fare la propria attività motoria preferita, attraverso la pratica del blogging ripulire la zona intorno a casa. Da lì è nata l'idea di promuovere questo hashtag e questa iniziativa, cioè Adotta un chilometro, ovvero effettivamente non vogliamo solo parlare a sportivi o persone che hanno una particolare sensibilità ambientale, ma vogliamo arrivare a tutte le persone, comprese quelle che fanno magari la passeggiata la sera con il cane o con l'animale domestico intorno a casa, e possono tranquillamente con uno sforzo minimo mantenere pulito 1 chilometro simbolicamente attorno a casa propria. Facendo così abbiamo creato una rete in questi 3 mesi di movimenti limitati di persone che hanno cominciato nella pagina Facebook dedicata Plastic Free Walk, hanno cominciato a mandare le proprie foto dove naturalmente stavano raccogliendo con il proprio sacchetto, dicendo in quale zona avevano raccolto, e da lì è nata un po' come raccontava Riccardo prima, da una parte l'associazione conta quante tonnellate, quanti chili di materiale rimuoviamo nelle raccolte, invece con Plastic Free Walk contiamo quanti chilometri le persone riescono a ripulire semplicemente facendo l'attività che preferiscono.
2021. E per darti due numeri, gli ultimi conti che abbiamo fatto ultimamente, siamo arrivati circa a 1700 chilometri ripuliti e abbiamo l'obiettivo di arrivare a 10.000 per il 2021. Bravissimi, e allora grandi. dobbiamo assolutamente arrivare a questo Arrivare a risultato. questo risultato, certo. Bene Paolo, io ti ringrazio e diamo la linea. Adesso sì, la linea insomma è già al telefono, È già al telefono, ecco, con sì. noi a Diego Fenza. Diego Fenza, che è il referente per il Medio Polesine di ovviamente Plastic Free Onlus, e segue i comuni rodigini di Arqua Polesine, Bosaro, Frassinelle e Villa Marzana. Ciao Diego! Aspetta che eccoci qua. Scusa, piccolo problema tecnico. Ci siamo. Ci sei. Ciao a tutti. Eccoci qua. Grazie mille dell'invito intanto, anche perché io sono, diciamo, un giovincello. Un giovincello. Sì, rispetto a Riccardo e Paolo, e visto perché appunto sono referente da poco, quindi è anche un'emozione raccontare qui come è importante fare qualcosa per il nostro territorio e come anche, io dico, non è difficile farlo, basta volerlo. Ecco, questa è una gran bella idea, infatti noi siamo sempre di questa opinione, cioè volere è potere e fondamentalmente su questo nessuno può dire nulla. Infatti Diego, che è recentissimo come referente per il Medio Polesine, si è trovato a che fare, perché me lo raccontavi, un po' la difficoltà nelle proprie zone di vedere rifiuti dappertutto, perché ad esempio la Transpolesana, che è un po' la strada che percorre i comuni di cui tu sei referente, è spesso bersagliata da rifiuti lasciati nelle aree di sosta, lungo i cigli della strada, e negli ultimi giorni ci sono stati più articoli anche dei quotidiani che hanno documentato questo problema, che è un problema gravissimo, oltre che ad essere un problema di inciviltà, perché comunque i rifiuti andrebbero depositati nei luoghi corretti. Quindi ad aggravare la situazione c'è anche poi il Canal Bianco, che ovviamente passa nel comune dove tu risiedi ed è ormai una discarica a cielo aperto. Che cosa è che può fare un referente Plastic Free per sensibilizzare il cittadino, e qual è stata la risposta dei volontari nella tua zona, visto che tu sei veramente un referente freschissimo? Sì, purtroppo Manola è questa situazione. Allora, per quanto riguarda la Transpolesana dobbiamo tenere alta l'attenzione, perché purtroppo qui non abbiamo molta possibilità di fare la nostra attività, visto anche la pericolosità della strada. Dobbiamo, secondo me, far vedere a tutti, in tutti i modi possibili, di cosa si tratta. Perché passando veloce con l'auto non ci si rende conto, si vede solo una piccola percentuale del problema e spesso magari ci passiamo sopra non facendoci caso. Al momento sappiamo che esiste una convenzione che è alle fasi finali per renderla concreta, e con questa convenzione tra i comuni, Ecoambiente e ANAS il problema verrà, io dico, sommariamente risolto, almeno nelle piazzole, diciamo. Certo. Ma sappiamo ben tutti che il problema è ben più grave, perché bene o male quasi la totalità delle scarpate è ricoperta da rifiuti. Certo, si vedono, percorrendola si vedono. Assolutamente. E quindi al momento quello che possiamo fare è la massima sensibilizzazione, e stiamo anche stimolando affinché vengano installate delle fototrappole per trovare qualche colpevole e disincentivare anche i nuovi scarichi, e poi diciamo nella speranza che nel prossimo futuro salti fuori anche qualche progetto, delle opportunità per fare qualcosa di più anche da parte della nostra associazione. Certo. Mentre per quanto riguarda il Canal Bianco, ma anche in generale per altri canali fossi, perché sappiamo che il nostro territorio ne è ricoperto proprio per la propria conformazione, lì possiamo fare qualcosa di veramente concreto. Intanto anche qui dico che dobbiamo tutti cominciare a vedere di cosa si tratta con i nostri occhi, perché è solo così che riusciamo a renderci conto dell'entità del problema. E in questo caso, come nella Transpolesana, è ancora più difficile
difficile capire la situazione. In auto secondo me è impossibile. Certo. L'unica è andare a piedi, sporgersi sulla scarpata, guardare giù tra i rovi. Insomma, fare dei sopralluoghi fondamentalmente. Sì, ed è veramente impressionante la quantità di rifiuti che puoi trovarti davanti. E spesso sono sacchi di rifiuti domestici smaltiti così, gettandoli in canale. Incredibile. Ed è una pratica tra l'altro, diffusa, purtroppo. Purtroppo sì, e anche secondo me è triste vedere quella che secondo me sembra indifferenza, perché vedi l'immondizia abbandonata a pochi metri dalle abitazioni, oppure anche campi invasi da pezzi di plastica. Io a volte mi domando e non capisco perché i proprietari non si mobilitano. Secondo me dobbiamo tutti renderci conto della situazione, cominciare ad agire. Perché poi alla fine trovate cose inverosimili, nel senso che qualche foto che ho visto un po' sui vostri social, trovate veramente anche rifiuti dell'edilizia, ho visto lavandini, ho visto pneumatici, di tutto veramente. Assolutamente. Comunque vi dico, per quanto riguarda il canal bianco c'è comunque un'attenzione particolare e posso veramente garantire che stanno nascendo dei progetti interessanti. Oh, che bello. Che coinvolge la nostra associazione. Sì. Ce li puoi già raccontare, Diego, o ti inviteremo ad un'altra puntata? Sì, io direi di rimandarli perché li stiamo concordando, quindi eviterei anticipazioni. Ok, allora Posso già dire che ci sarà un'altra occasione associazioni, sicuramente. anche perché come sappiamo il nostro canal bianco è anche al centro di progetti di valorizzazione turistica, quindi Certo. saranno coinvolte le strutture ricettive, sarà possibile andare in barca, andare in bici, a piedi, e noi abbiamo il dovere morale di consegnare a chi verrà a visitare il nostro territorio qualcosa di curato, unico e non maltrattato con magari le sembianze di una discarica. esatto. Comunque, proprio nelle rive del Canal Bianco, proprio nel mio comune ad Arquà, dove risiedo, abbiamo già cominciato a fare qualcosa. Io ti dico che in poche ore, in solo 500-700 metri di riva, Certo. abbiamo tirato su una trentina di sacchi e alcuni rifiuti abbiamo anche dovuto lasciare lì, e come dicevi te sono rifiuti speciali. Certo. Abbiamo trovato, come dicevi te, una discarica di 50 circa pneumatici. Wow. Abbiamo addirittura trovato scarti di una macellazione, Orca? Però, addirittura. ci dervola. Facendo questa attività molte volte ti rattristi così tanto a vedere lo stato di degrado che hai davanti, che ti arriva una forza altrettanto grande e contraria per fare qualcosa per sistemare, coinvolgere tanti altri volontari per provare a sanare il problema. Che poi venite ricompensati dalla bellezza del posto che lasciate, perché poi Assolutamente. dove- ho una domanda. La risposta da parte delle persone comincia ad esserci. Siccome siamo ancora in pochi, dovremmo essere molti in più. Spero nei prossimi mesi riusciamo ad arrivare a sempre più persone, però vi dico che una squadra interessante la stiamo già formando e sicuramente presto ci vedrete all'opera. Perché comunque il plugging, che è questa raccolta che fate, è stata utilizzata molto anche durante il periodo del Covid, perché nelle zone arancioni era possibile uscire di casa e fare questa attività. Quindi alla fine sei riuscito a coinvolgere, no? Sei riuscito a coinvolgere volontari, ma so che hai coinvolto anche le famiglie, i giovani. La risposta c'è stata da parte degli arquatesi o comunque dei comuni che tu segui? Sì, certo. Per quanto riguarda il blogging, qua Paolo sicuramente vi ha detto praticamente tutto, perché lui è un campione su Il questa super. cosa. Io cerco di fare della mia parte, far capire che basta poco per rendere anche una semplice passeggiata, oltre che salutare, renderla utile all'ambiente, e come dire, appunto, ed è fondamentale anche coinvolgere anche i bimbi. Dobbiamo insegnare loro che l'importanza del nostro territorio, di rispettarlo. Perché se lo imparano da piccoli, direi che poi lo portano avanti anche da adulti. Esatto, è un tesoro che loro vivranno sicuramente più di noi. È vero, dobbiamo lasciare un tesoro a loro, giustamente è così. Esatto, io quando esco a fare una passeggiata li coinvolgo, con la pinza raccoglie i rifiuti, mi aiutano a raccogliere. E che bravi. Sì, addirittura mi chiedono di andare, pensa a te.
vedi Robby, adesso Roberto che ha un bimbo, coinvolgeremo anche Giacomo. Esatto, un po' alla volta, Sì, non mancheremo. assolutamente. E io vorrei far capire loro che i rifiuti vanno smaltiti correttamente e che non è corretto trovare per terra appunto l'immondizia, e qualsiasi cosa, anche se piccola, anche se una carta di una caramella, va smaltita correttamente. È vero. Sì. So che Roberto però voleva forse farti una domanda. Sì, o a te, comunque abbiamo ancora Paolo. C'è ancora Paolo, Monesi ovviamente, in linea. Così, una domanda che mi è sorta, diciamo, tecnica, ecco, spontanea. Adesso mentre vi ascoltavo, per partecipare una persona deve portarsi l'attrezzatura, ecco, da casa. È vero. Come deve venire preparato? Non so se vuole rispondermi Paolo. Sì, Paolo. Risponde Paolo, qua, ok, ecco. perfetto. Prego Paolo. Rispondo proprio dicendoti che è molto semplice e naturalmente anche molto poco costoso partecipare a queste iniziative, come ha descritto benissimo Diego, ovvero praticare anche il plugging vicino a casa. Basta un sacchetto. Chi vuole può fare dei bei piegamenti che diventano anche a fine giornata un esercizio Un'attività fisico. sportiva. Esattamente, tante volte andiamo in palestra a fare gli squat quando possiamo farli per raccogliere 50 lattine, e basterebbe un guanto e un sacchetto nell'altra mano. C'è chi poi magari fa fatica a piegarsi, o è avanti con l'età o ha qualche problema alla schiena, quindi si può tranquillamente comprare queste pinze telescopiche che utilizziamo noi, che sono lunghe 1 metro, 1,20 m, hanno un'impugnatura dove c'è appunto una serratura, e in fondo la pinza ci permette di raccogliere qualsiasi cosa, dalla bottiglia alla lattina al pezzo di carta buttato per strada. Quindi sono attrezzi che i sacchi ce li abbiamo tutti in casa, e le pinze si possono acquistare ovunque, nelle ferramente, costano pochi euro. Certo, ecco. E poi voi a chi la consegnate il materiale raccolto? Il materiale raccolto, diciamo che durante le attività di plugging solitamente si predilige molto anche l'aspetto della camminata, della corsa, quindi il materiale raccolto non parliamo mai di grossissime quantità. Dopo, per esempio, come Diego cammina lungo il Canal Bianco o io lungo il Po, purtroppo di rifiuti ne vediamo tanti, ma magari è proprio l'occasione per organizzare poi successivamente una raccolta insieme ad altri volontari e fare, diciamo, la parte dura del lavoro. Quello che raccogliamo, quel mezzo sacchetto, un sacchetto che raccogliamo per strada in una mezz'oretta, un'oretta di attività sportiva, ce lo portiamo a casa e lo smaltiamo direttamente con i rifiuti domestici. Bene. Ci date i contatti, ragazzi, così sappiamo come associarsi, come seguirvi, perché ovviamente gli eventi cominceranno dal 21, come diceva Riccardo prima, ma poi se ovviamente speriamo di rimanere gialli, arancioni, di non tornare mai più rossi, ce ne saranno altri in tutta Italia e anche ovviamente nel Polesine, per cui dateci un po' di contatti così poi noi vi seguiamo. Paolo, ce li racconti tu i contatti di Plastic Free Onlus? Sì, grazie Manola, ci tengo molto anche perché Plastic Free Onlus è veramente molto molto presente nei social, e questo ci permette di arrivare ad un pubblico giovane e molto giovane, che è sicuramente quel pubblico che, sensibilizzato oggi, sarà un adulto migliore domani. Siamo presenti innanzitutto con il nostro sito internet plasticfreeonlus.it, da cui si possono vedere i nostri progetti. Come ricordava Riccardo, ci si può anche iscrivere agli eventi divisi per regione e per provincia, e dove eventualmente si trova anche il modulo per associarsi a Plastic Free. Siamo presenti su Facebook con tantissime pagine, quella nazionale è Plastic Free ODV Onlus, e siamo presenti in Veneto con la pagina Plastic Free Veneto, che ormai ha già più di 6.000 iscritti, e da poco abbiamo avviato anche la pagina provinciale Plastic Free Rovigo. Per chi poi fosse interessato particolarmente al blogging e a questo genere di attività, abbiamo la pagina dedicata Plastic Free Walk, scritto come walk all'inglese. Bene. Spero che abbiano preso nota in qualche modo i nostri radioascoltatori, ma dopo anche nel video che faremo, che metteremo su YouTube, anche lì metteremo i link in modo che siano di facile raggiungimento.
Noi vi ringraziamo perché è stata una puntata ricchissima. Grazie a Diego, grazie a Riccardo, grazie a Paolo ovviamente. Vi salutiamo con una canzone che abbiamo chiesto a loro di scegliere, che è una canzone di Giuseppe Damati che si chiama L'isola di plastica. Ok, a tra poco l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo qui ancora con Ponte Radio su Radio Colbe. E ben ritornati, allora questa bella canzone, Manola, ti è piaciuta? È bellissima, L'isola di plastica, l'isola di plastica di Giuseppe Damati, proprio una canzone a tema con la nostra prima parte della puntata che ha visto l'intervista proprio ai protagonisti dell'associazione Plastic Free ODV Onlus, certo, e che li ringraziamo e ricordiamo ancora tra gli appuntamenti appunto la seconda tappa di Sacca Pulita Porto Tolle 21 febbraio alle ore 13:30. Ritrovo presso il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine a Scardovari. Zona bellissima, confermo. È un'occasione anche per fare un'attività utile dal punto di vista sociale e ecologico e anche per vedere un posto sempre magico. Esatto. Il Delta del Po. E Delta del Po che ha visto anche Dante, no? Sì. Nel suo passaggio in Polesine, e la quercia di Dante si trovava a San Basilio, infatti. Si trova a San Basilio. Si trovava perché ormai l'abbiamo perduta. La Rovra, bravissimo. come è detta, no? Sì. E a questo tema è stata dedicata la mostra che si è chiusa nei giorni scorsi a Palazzo Roncale, certo, in centro a Rovigo, e che ha visto ben 22.000 persone, quindi il record di affluenza. Era iniziata già in epoca Covid, Pre-Covid, l'anno scorso, poi ovviamente è stata anche chiusa per un periodo, e nonostante questo ha attirato tutte queste persone. Bene, quindi è una cosa veramente molto positiva bella per la nostra città. È stata molto bella, ormai è chiusa e non... Tu sei andata a vederla? Ho fatto un salto, ti dirò, proprio l'ultimo minuto dell'ultimo secondo, venerdì pomeriggio. Sei stata l'ultima ad entrare. In realtà eravamo in 3 dentro, anzi no, in 4, perché c'era anche un papà con 2 bambini, dei suoi figli, una bambina e un bambino, ed è stato molto carino perché non c'era molta, come ti dico, c'erano 4 persone, quindi si vedeva benissimo, eravamo altro che contingentati, ma mi è piaciuto molto perché questo papà stava raccontando ai suoi bambini di Dante e della Divina Commedia in un modo molto semplice, però li aveva coinvolti a vedere una mostra che normalmente un bambino non andrebbe a vedere. E invece era molto bella perché aveva la bellezza di mettere a confronto vari dipinti di vari autori che parlavano appunto dei canti della Divina Commedia. È veramente, come sempre a Rovigo, anche non ci accorgiamo, ma veramente dei tesori, delle splendide mostre, anche quella del Roncale. Tu sei andata a vedere quella di Chagall, anche credo che abbiamo ancora tempo per vedere questa fino al 14 marzo, quindi ecco, si può prenotare. Certo. E poi ci si può muovere in Veneto e possiamo andare a vedere invece la mostra di Van Gogh a Padova, e quindi si possono prenotare i biglietti anche lì di settimana in settimana, mi pare che si possano acquistare. Allora, Van Gogh e i colori della vita si svolge a Padova nel centro San Gaetano. Sì, certo. E quindi sono aperti, vediamo con il numero di telefono call center 04 22 42 99 99. È possibile acquistare i biglietti per i giorni che vanno da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio, e si può anche contattare direttamente il sito biglietto.lineadombra.it. Certo. Anche questa mi piacerebbe andarla a vedere, poi bisogna sempre fare i conti con il tempo. Sì, questa mi sa che è aperta fino ad aprile, se non ricordo, fino a metà aprile, abbiamo tempo. Dura un po' di più. Certo. E invece noi appunto adesso Palazzo Roncale prossimamente il 13 marzo lascerà il posto a questa attesissima mostra che si chiama Quando Gigli, Pavarotti e la Callas, i teatri storici del Polesine, proposta appunto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e sono stati annunciati due opere di Giacomo Favretto
il balcone del Palazzo Ducale e un incontro, entrambi dipinti del maestro veneziano nei primissimi anni 30. Le due tele appartengono alla collezione di Eugenio Balsan, di cui abbiamo già parlato, personalità badiese, a cui è certo, intitolato il Teatro Comunale di Badia. Mi pare che invece, sempre per la mostra, tornando alla mostra che si è chiusa, la Quercia di Dante, sì, alcune opere siano state richieste dal Museo d'Arte della città di Ravenna per fare una mostra, e quindi che durerà dal prossimo 11 settembre 2021 fino al 9 maggio 2022. E vedi che Rovigo si sposta, vedi che praticamente questa verrà fatta, sì, ecco, è richiesta a Rovigo, vedi? È richiesta. E questa, ecco, verrà fatta. Mi sono documentato su Dante, Sì. cioè, ho ripassato, e lui è proprio morto in questo periodo tra il 13 e il 14 settembre del 1321, quindi proprio nella ricorrenza del settimo centenario dantesco. Esatto. Bene, abbiamo detto tutto per quanto riguarda anche gli eventi che possiamo andare a vedere nella prossima settimana, magari ci arriveranno anche altre novità, quindi direi di salutarci qui, Certo, perché che il tempo a salutiamo. nostra disposizione ormai volge al desio, come scriveva qualcuno, e ricordo il nostro contatto email radiocolberovigo@yahoo.it se avete un libro da proporre. Di solito era anche qualche iniziativa, adesso diventa più difficile purtroppo organizzarle in questo periodo, però ci concentriamo magari, oppure se fate parte di qualche gruppo musicale. La prossima Certo. puntata mi pare che abbiamo proprio questo Parliamo tema di musica la da prossima affrontare. puntata. Parliamo di musica, Parliamo e di musica. di musica made in Polesine. Grazie Esatto. Manola, un Ciao, cordiale saluto da Roberto Giannese. Da Manola Borgato, grazie Roberto. A risentirci da Radio Colbe. Ciao. Ciao. Ok.